Non è solo il professor Andrea Crisanti, ma tutto il Comitato Scientifico Regionale del Veneto a sollevare dubbi sull'efficacia diagnostica dei test rapidi, tanto che i componenti hanno chiesto al coordinatore di poter utilizzare per il personale sanitario tamponi molecolari, quelli classici per capirci. Zaia a questo punto rimanda la questione al Comitato Scientifico Nazionale e all'Istituto Superiore di Sanità, che hanno validato per legge i test rapidi. C'è il professor Navalesi, c'è la dottoressa Cattelan, c'è la professoressa Tacconelli, però non sono dei microbiologi, loro parlano da clinici, dopodiché, ma guardate, è legittimo. Vorrei ricordare una roba, e questo è bene che lo scriviamo, qua non c'è il partito dei tamponi rapidi e il partito di quelli molecolari, ma c'è da parte mia c'è solo il partito di chi vuole fare le robe, vabbè. Noi abbiamo sempre delegato al mondo scientifico le decisioni. Se il mondo scientifico rivede la sua posizione sui tamponi rapidi, vorrà dire che l'Italia deciderà di fare quello che tutti gli altri paesi non fanno. Cosa volete che vi dica? Noi non possiamo fare scelte politiche. Siccome ci viene fatta questa richiesta, noi la giriamo a Roma e Roma dirà, perché non è che in Veneto diciamo ma sì, facciamo. E poi pongo un'altra questione. Se è vero che i medici in prima linea sono in assoluto il nostro faro, è altrettanto vero che se c'è la convinzione che il tampone rapido non funziona, allora bisogna porre una questione a livello nazionale. Però sai, c'è un sacco di letteratura scientifica che dice esattamente il contrario e di certificazioni che dicono esattamente il contrario. Ma siccome il dibattito è stato volutamente alimentato, noi non ce lo portiamo in pancia, lo portiamo a livello nazionale e chiederemo al CTS nazionale che ha emanato direttive, lo Spallanzani, il Ministero della Salute, se questa richiesta dei medici deve essere accolta oppure no. Siccome vedo che adesso sta diventando anche dibattito sindacale, onestamente io ho il massimo rispetto per i lavoratori e per i loro rappresentanti. Non sono uno scienziato, per cui se ci sono evidenze scientifiche nuove e non siamo al corrente di questo, ce lo dirà il CTS nazionale. Test rapidi che incidono sul numero dei nuovi positivi, quasi 4.000 in Veneto, ma comunque un terzo rispetto a marzo a parità di test. La situazione negli ospedali è sicuramente complicata, dice il presidente del Veneto, che ricorda la capacità di raggiungere 1.000 posti di rianimazione in 36 ore in caso di sofferenza massima. Attualmente sono disponibili 800, ma 296 sono occupati da pazienti Covid, oltre ai pazienti ordinari che sono molto di più della prima fase, quando è stata registrata una contrazione di politraumatizzati dovuta al lockdown. Venerdì la valutazione dei parametri per l'assegnazione delle fasce alle regioni. Il Veneto dovrebbe rimanere in area gialla. Fino a domenica resta in vigore l'ordinanza restrittiva e poi si vedrà.